volevo dire solo una roba, ringraziare il dottor Crisarai e i medici che sono qui questa mattina, per il suo tramite tutti i medici di base che rappresenta. E dico anche che oltre a un aspetto clinico che è evidente, avete visto l'efficacia, no? di quello che sono questi device della piattaforma, ce n'è anche uno di cambiamento culturale. Voi capite che da qui, non nei prossimi decenni, ma i prossimi mesi e tra qualche anno, noi abbiamo una sanità che sarà totalmente diversa da quella che conosciamo. Lo avete già capito con coronavirus che alcune modalità, la ricetta dematerializzata che noi abbiamo, piuttosto che altre scelte, hanno pesato moltissimo. Capirete che poi che anche i cittadini avranno sempre più disponibilità di applicazioni sul device che è il telefonino, quindi avranno un sacco di dati anche rispetto a loro, che so, le glicemie, le pressioni, le saturazioni e quant'altro. Per cui io ci vedo anche questo grande intervento che i medici di base fanno, perché è l'inizio di una grande rivoluzione che dovremmo seguire e dovremmo essere anche pazienti, lo dice la parola, no? Pazienti, a volte ci dimentichiamo cosa significa la parola, no? Pazienti, avere anche pazienza, perché stiamo curando i cittadini e penso che le nuove tecnologie ci aiuteranno ancora molto di più. Ovvio che ogni cambiamento è problematico, perché lasciare qualcosa che funziona per magari l'ignoto, secondo qualcuno, magari qualche dubbio ti viene, ma sarà sempre in meglio. Prego, dai, domande. Ho poco tempo oggi, ragazzi. Filippo Tosato, la prima. Allora, andiamo veloci. Grazie. Se abbiamo ben capito, la procedura sarebbe che la Regione invia il proprio piano di riaperture. Il Governo formula e trasmette le linee guida. Dall'incrocio tra questo piano e le linee guida nazionali nasce quello che si potrà o si vorrà fare. Allora, la domanda è questa. Potresti ripuntualizzare nel dettaglio qual è la tua volontà per punti di riapertura, cioè quale attività presumibilmente riapriranno, con uno sguardo magari a settori importanti come i negozi, che sono una tipologia molto ampia, i ristoranti, che sembrano abbastanza in croce con questo problema delle distanze dei tavoli, e il turismo, perché l'estate si avvicina e al momento non sappiamo nulla circa il protocollo di sicurezza. Sì, volevo dire, guarda Filippo, intanto le linee guida esistono già, nel senso che partiamo dal presupposto che le linee guida sono sostanzialmente le istruzioni per aprire il negozio piuttosto che la spiaggia, piuttosto che il bar o il ristorante. Bon. Il governo deciderà con il suo DPCM di aprire alcune attività, non è dato a sapere, in maniera uniforme, immagino, a livello nazionale, e dà facoltà alle regioni di ampliare queste aperture. Noi diciamo che qualora si verificassero queste condizioni, e non ho motivo di pensare che non si verifichino, temi come il commercio, quindi i negozi, i servizi alla persona, parrucchieri, barbieri, estetiste, massaggiatori, eccetera, ristoranti, bar, centri sportivi, palestre, piscine, sono assolutamente elemento di ragionamento per l'apertura da lunedì, salvo impedimenti di forza maggiore che non c'è. Oggi, siccome noi diremmo poi con la nostra ordinanza faremo la proposta, penso che comunque il Veneto, visti i dati che ha, e visto il fatto che è sotto i riflettori e tutti riconoscono che se c'è una realtà che ha titolo per partire è sicuramente il Veneto, perché gli indicatori sono buoni, allora io penso che la proposta del Veneto diventerà, come si può dire, anche un riferimento. Ma e per il turismo? Il turismo si tratta di dare il via a quello che sono poi le attività turistiche, ma vi dirò che quando tu apri ristoranti, bar, alberghi sono già aperti, dobbiamo semplicemente regolamentare il tema delle aggregazioni, cioè le spiagge, ma lì c'è una serie di linee guida piuttosto che la balneazione al lago o altre attività del genere. Gatto SkyTG 24. Ciao Gianfranco. Buongiorno Presidente, buongiorno. Una cortesia, tornando al progetto Banca del Plasma, le volevo chiedere quando secondo lei il progetto sarà a pieno regime e poi, so che l'ha già spiegato, ma se può ripeterlo, quali sono i soggetti interessati, cioè chi deve partecipare oppure no? Parliamo ovviamente dei positivi. Sì, guardate, grazie per la domanda. La Banca del Plasma è la prima in assoluto, penso a livello internazionale, per la qualità del lavoro che stiamo facendo.
a ore partono le lettere a tutti i pazienti che sono stati curati e sono guariti. Dopodiché i pazienti avranno un riferimento per dare la loro disponibilità in maniera volontaria al prelievo. Verrà fatto un prelievo per la caratterizzazione del titolo anticorpale. Coloro che hanno una dose di anticorpi utile per poi lavorare il sangue avranno il loro sangue che entra nella banca del plasma e quindi verrà lavorato e quindi poi avremo il plasma messo nelle emoteche. E dall'altro per gli altri non ci sarà corso. Lo dico perché qualcuno non si senta dire ma non mi hanno più chiamato. Nel momento in cui non ci sarà il titolo anticorpale, per dirvi, un asintomatico che ha avuto il contagio e tanti ci dicono ma io sono stato positivo, vorrei donare. Siamo un popolo di donatori, però è pur vero che l'asintomatico non ha titoli anticorpali tali per cui sia utile poi lavorare quel sangue per farlo diventare dosi per i trattamenti, insomma per infusioni per i trattamenti. Emiliano che si è appena Però comunque guarda, entriamo a regime velocemente perché abbiamo già dei depositi e quindi il nostro obiettivo è quello di, in attesa della validazione della procedura, perché voglio ricordarvi che ancora l'Istituto Superiore della Sanità non ha autorizzato le cure con il plasma, ma ha autorizzato le sperimentazioni e noi siamo sede di sperimentazione, in attesa che fra un giorno, 10 giorni, un mese si autorizzi e si chiarisca tutto, noi facciamo il magazzino. Il magazzino non vuol dire sangue che poi va gettato, comunque è sangue utile, ma è bene fare magazzino perché sennò poi se serve non ce l'abbiamo. È molto prudenziale questa operazione. Rimanendo sempre con il dubbio se io possa o meno praticare attività agonistica, attendo la risposta da parte della Regione. Le chiedo qual è seriamente la sua visione per quei luoghi che effettivamente sono un po' più complicati da gestire, quindi le palestre, le piscine, e se effettivamente le regioni riusciranno a semplificare, come lei ha sempre detto, poi queste famose linee guida, perché quello che traspare alla fin fine è la solita italica complessità in tutto. Ma guardate, penso che noi abbiamo dato, io l'ho detto anche ieri sera al Presidente del Consiglio, cerchiamo di fare in modo che le regole da applicare siano poche, chiare, sicuramente severe, ma che non siano, diciamo, acrobazie di norme e contronorme. Penso che noi abbiamo dimostrato con semplicità. Guardate, c'è stata un'ordinanza mia che è stata contestatissima, che fosse una delle più azzeccate, cioè le messe all'interno dei ristoranti. Apriti cielo, ZAI autorizzato, perché voglio ricordare che noi abbiamo ante litteram aperto per la prima volta le porte dei ristoranti con l'ultima ordinanza, no? Abbiamo detto che se hai un'azienda che ti manda tutti gli operai col distanziamento sociale e tutto, con il contratto a porte chiuse, gli fai da mangiare. Questa è una visione molto semplice. Io penso che riusciamo ad affrontarla questa partita. Ripeto, ve l'ho detto prima, se poi nel viaggio hai dimenticato lo spazzolino o qualcosa, lo comprerai per strada, lo sistemerai sta roba. L'importante è partire, cioè il 18 dobbiamo partire. Palestre e piscine però dicevamo... Palestre e piscine, anche loro, guardate, siccome non ci sono attività che non apriranno mai più, secondo me, bisogna guardare in faccia la realtà e trovare una condizione di equilibrio per cui si riesca a fare. Per dire, io vado in palestra, ce l'ho vicino a casa fra l'altro, penso che se mi dicessero di fare anche con la mascherina chirurgica, riuscirei a gestirmela se non fai attività aerobica. Se fai attività aerobica lo sappiamo che c'è il tema dell'ipossia e tutte le storie che sapete. Poi ci sarà il distanziamento sociale, insomma le palestre faranno, magari stabiliranno, che so, i turni, le prenotazioni, insomma, tutto quello che si può fare. Ma io penso che la vera regola sia il buon senso, perché a volte giustamente i cittadini che sono terrorizzati chiamano ma posso, a volte ci vuole il buon senso da parte di chi si mette in strada e anche da parte di chi controlla, perché capite che siamo in una fase emergenziale, è difficile codificare tutto. Antonella Prigioni. Buongiorno Presidente, macchine Buongiorno. per i tamponi non ce ne sono più dopo che siete riusciti a avere quella che ha il professor Crisanti. È vero che Trump li ha requisite? Ma noi confermiamo i tamponi che ci siamo dati come obiettivo. Senta, poi io ho raccolto la dichiarazione di una signora Daniela Contavalli, che è un'impiegata che lavora presso un ambulatorio pediatrico della dottoressa Barbara Siebezzi qua sopra, che dice che a loro
agli impiegati del laboratorio pediatrico non è stato ancora fatto il tampone, nonostante abbiano chiesto 2 volte i loro nominativi. Laboratorio pediatrico? Scusami, un ambulatorio pediatrico. Ma se è un pediatra di base, Sì, questo mi ha detto. è strana sta roba. A voi risulta che non si fanno i tamponi? Non al pediatra, a queste... Medici di base? Prego? Luigi. No, parlo di una dipendente, non è una... Ah, una dipendente? Sì, degli impiegati. Sì, ma li facciamo anche gli impiegati delle farmacie, non capisco sta roba. Non so, così mi ha detto. Vabbè, se ci date il nome... Sì, ve sì, lo infatti. dico. Forse è ancora in fase, dovranno farlo nel Vabbè, prossimo. ma il datore di lavoro sa se ha avuto un appuntamento oppure no. Ha detto che hanno preso i nominativi, ma non li hanno ancora Ah, chiamati. Vabbè, ce li faranno. Comunque il dottor Dalben, che segue tutte le videoconferenze, come si chiama la dottoressa? La dottoressa Barbara Siebezzi. Siebezzi? Sì. O Seibezzi? Sei Seibezzi, peraltro, famoso pittore, ricordatevelo. Sì. È una citazione. Oggi, peraltro, è la giornata internazionale dell'infermiere, ricordiamolo. Quindi grazie a tutti gli infermieri, oggi è la loro giornata, è bene ricordarlo. E allora, dottoressa Barbara Seibezzi, quindi Marghera, pediatra di base, e quindi farà la verifica al dottor Dalben sul fatto che non hanno ancora fatto il tampone. Verifichiamo. Ilaria Franchioni, poi Massimo Zennaro, PGR Veneto, poi passo ai giornali. Sì, buongiorno Presidente. Ciao, Ilaria. Innanzitutto una domanda tecnica per musicisti e cantanti. È possibile ripristinare delle lezioni singole, di gruppo? È la seconda volta che me lo chiedi. No, è la primissima Chi è che io. me l'ha chiesto l'altro giorno? Non lo Un so. giorno te che uno che vuole andare in piscina, un altro giorno uno che vuole lasciare la sua marmolada. Quelli della seconda casa lasciamo perdere e non vogliamo sapere perché ce lo chiedi in continuazione. Allora, Ma garantendo... possono farlo, il distanziamento sociale non è assembramento, ovvio che se uno mi chiama il coro, c'è la fanfara, insomma, cioè diciamo... Ok, quindi possono... Cioè, ieri mi è arrivata un quesito, vi dico una battuta, dopo, non voglio neanche immaginare cosa provocherà questa battuta che faccio. Ieri mi ha mandato un quesito e mi ha detto: voi sapete che si possono fare rite funebri fino a 15 dipendenti, a 15 partecipanti. E uno mi ha scritto che se sarebbero in 14 più la porchetta, se possono considerarlo rito funebre. Cioè siamo a sti livelli ormai. No, va bene, quindi allora, ai musicisti e ai cantanti diciamo va bene. Gli lasciamo L'avete fare capito con lezioni. ritardo, visto? No, ma io sto dicendo quello che ci hanno scritto, cioè non sto scherzando. Massimo Zennaro. No, volevo chiedere, in quel caso ieri con il Presidente Conte avete parlato anche della mobilità tra regioni? Sì, anzi, guardate, voi sapete che io ho firmato questo accordo con il Presidente Fugatti per Trento, per la zona del Premiero, quelle zone lì. Io sono dell'idea che questi accordi si debbano portare avanti nell'attesa che si apra tutta ha visto considerato c'è la campagna, ieri ha confermato che vuole la chiusura, cioè vuole essere, se si sente in sicurezza se può avere la blindatura dei confini regionali e rispettiamo le idee del collega Campano. Noi abbiamo ovviamente tutto quello che è sono le province e i comuni confinanti che tessono relazioni sociali, sentimentali, lavorative, culturali, per cui sarebbe quantomeno da incentivare. Noi abbiamo molti congiunti divisi dal Po, per dire. Cioè, questo è uno dei grandi temi, ne abbiamo parlato anche stamattina in giunta, cioè Ferrara con la provincia di Rovigo è uno dei grandi casi, piuttosto che il Bellunese il Bellunese con Trentino l'abbiamo già fatto, piuttosto il Friuli con la provincia di Venezia o la provincia di Treviso. Quindi stiamo andando avanti anche su sto fronte. Non escludo che possa essere già nell'ordinanza che faremo per l'apertura. Quindi potete farla voi, diciamo, accordo regionale più Sì, diciamo che sì, diciamo possiamo, facciamo. Infatti ne approfitto, a questo punto comincio le domande da Dalmas che chiedeva a Sky News, che chiedeva proprio questo, quando è possibile aprire col Friuli Venezia Giulia, così come è avvenuto con Trento. È quello che ho detto. Esatto. A questo punto cominciamo con le domande di giornata. Se restano 4 metri di distanziamento fra tavoli e ristorante,
il Veneto potrà fare un'ordinanza correttiva sui 4 metri che costringa a non chiudere tanti ristoranti? Ma guardate, l'ordinanza correttiva, dopo i 4 metri come sono? Dal centro del tavolo all'altro centro del tavolo vuol dire che c'è 2 metri di corridoio, immagino. O sono 4 metri dello spigolo del tavolo. Siamo in Italia, discuteremo una vita di sta roba qui. Per cui, guardate, troviamo una soluzione, cioè, bisogna trovarla la soluzione. Di certo che se vogliamo aprire i ristoranti devono avere i tavoli, giusto? Se ne hanno pochi, i ristoranti non apriranno mai. È come dire un'impresa che può aprire con 1/3 dei suoi dipendenti e deve fare la stessa produzione di prima, è impossibile. Quindi se qualcuno non ha capito che noi vogliamo aprire i ristoranti, li apriremo come devono essere aperti, nel rispetto ovviamente della tutela della salute. Cesarano Ansa, nelle linee guida del governo per la riapertura non ci sono palestre e centri sportivi. Come intendere? Usciranno queste linee guida. Okay. E quando dice aprire tutto, si può sapere meglio cosa intende, soprattutto quali settori, anche spiagge e seconde case non per lavori? Ma sì, cioè, si va in quella direzione, l'ho detto anche prima, cioè attività commerciali, servizi alla persona, bar, ristoranti e dopo tutto quello che sono centri sportivi, palestre e quant'altro. Se riusciamo ad aprirle, ragazzi, questa non è un'ipoteca, è la volontà di dire che stiamo lavorando su questo fronte. Ci conoscete, sapete come abbiamo fatto fino ad ora, abbiamo anche buttato noi il cuore oltre lo stago, tutto l'abbiamo buttato oltre lo stago, a volte abbiamo avuto anche problemi a riprenderci qualche pezzo, però insomma cerchiamo di andare avanti. Altro problema, li ho incontrati stamattina l'assessore Bottacin, è il tema degli spettacoli viaggianti. Quello è un tema, lì ci sono famiglie, c'è economia del Veneto, c'è tradizione. Voglio ricordarvi che noi abbiamo distretti della giostra, di grandi produzioni, nel Luna Park del mondo ci sono le nostre giostre e abbiamo degli operatori eccezionali. Tenteremo allora, loro per fare il Luna Park hanno bisogno delle sagre, delle fiere, dei grandi eventi, però cercheremo quantomeno di autorizzare quello che magari nel frattempo c'è in qualche parco, qualche giostra, qualche piccolo attività, insomma penso che bisogna che cominciamo ad aprire, questo è quello che pensiamo. Collega del giornale di Vicenza pone 2 temi già affrontati un po' più specifici. Lei ha ricevuto già una bozza di linee guida dell'INAIL sulla riapertura sì. e sulle modalità? Sì, la presentiamo domani alle parti, quindi alle parti sociali e al mondo degli imprenditori. Perfetto. Che giudizio dà appunto in particolare la distanza dei ristoranti ai 4-5 metri e quella degli ombrelloni? Oggettivamente non le abbiamo letta sta misura, per questo prima ho detto vedremo quale sarà. Sinceramente, siccome so come si scrivono queste robe, hanno scritto 4 metri da tavolo a tavolo, in Veneto sarà 4 metri dal centro tavolo al centro tavolo. Siccome un tavolo minimo avremo 2 metri. Ma che divisori? Dai, divisori, ancora con questi divisori. Trolese Telenuovo. Ma voi andreste su un ristorante a mangiare con i divisori? Sì, quello separare, è un'altra roba. Dai. Scusate ragazzi, ma stiamo andando di fretta, se no perdiamo il terzo giro. Un commento su Code Record per fare i tamponi gratis a Padova, il professor Crisanti li vorrebbe far pagare, fa bene? Non ho capito. Code Record per fare tamponi gratis all'ospedale di Padova. Il professor Crisanti dice, non so che l'abbia detto, ma me lo riferisce la collega, che li vorrebbe far pagare. Ma intanto code per fare i tamponi gratis, i tamponi si fanno secondo indicazioni cliniche e il progetto di sanità pubblica fatto dal Dipartimento di Prevenzione, punto. Oltre a quelli che si fanno, i medici sono qui a confermarlo, ce n'è un contingente limitato di natura sperimentale che segue il professor Crisanti. Vo è un esempio, cioè non c'è nessun piano di sanità pubblica è previsto di rifare 3.000 tamponi alla fine di una quarantena a un paese. Li abbiamo fatti perché per noi è un progetto sperimentale, per cui non è che i tamponi si fanno così alla bisogna, cioè dipende da chi me lo chiede. Pagarli, se potessimo avere questa capacità di far tamponi, li faremmo a tutti quelli che li chiedono anche a pagamento, ma la verità è che noi abbiamo una capacità oggi di 10-11.000 tamponi al giorno. Se dicessimo a tutti facciamo tamponi a pagamento avremmo 5 milioni di tamponi da fare, perché tutti vorrebbero fare il tampone, e vi ricordo che il tampone è un'istantanea,
Cioè non è che vi dite state tranquilli, quella mezz'ora dopo l'esito, dopo cominciate a preoccuparvi. No, ma ve lo dico perché è giusto così. C'è gente che è convinta che ha fatto il tampone, cioè ha la patente di salvezza per tutta la vita. Anzi, vi dirò che il tampone becca il virus dopo 7 giorni dal contagio. Quindi se lo fate anche a 6 giorni e mezzo, finisce anche che avete il virus, ve ne andate a casa tranquilli e ve lo portate anche a casa. No, è bene che i cittadini sappiano che cos'è un tampone. È l'unico elemento diagnostico che abbiamo per stilare una diagnosi, però funziona così. Martina Famo, Corriere del Veneto, poi seguirà la collega sempre dello stesso giornale Nicolussi Moro, dice a Trento il protocollo per i locali, immagino intenda i pubblici esercizi, è 1 metro di distanza e non 2. Che distanza lei pensa di poter prevedere per i bar quando sarà il momento? Ma noi portiamo avanti sempre queste sfide, cioè nel senso che il metro mi sembra che sia nelle linee guida INAIL, fra l'altro, non è a Trento. Trento ha adottato le linee guida INAIL. Nicolussi Moro, 1. Sarà regolarizzato l'uso privato dei test rapidi onde evitare caos, file? Ma guardate, il test rapido, allora, se il test rapido è il kit con la goccia di sangue, allora il test rapido in questo momento, cioè noi lo utilizziamo, ne abbiamo comprati 800.000, li utilizziamo come uno screening preventivo, ma dietro c'è la macchina dei tamponi, punto. In un piano di sanità pubblica che è stato depositato al Comitato Tecnico Scientifico ed approvato. Chiuso. Sinceramente vedo un sacco, io sono preoccupato di una cosa, anche stamattina ne abbiamo parlato, c'è un sacco di gente che va a farsi il test serologico, prelievo del sangue. È un diritto sacrosanto e inviolabile quello che se una persona vuole sapere se c'ha gli anticorpi, ma non cambia la vita. Cioè non è, ho l'impressione che si sia dato ad alcuni test un valore che non ha rispetto alle aspettative che hanno i cittadini. Cioè avere il titolo anticorpale col test rapido, col test sierologico, significa semplicemente che puoi aver avuto l'infezione e non te ne sei accorto, significa forse che hai ancora il virus se sei positivo e devi a questo punto fare comunque il tampone e dopodiché ti metti in quarantena, ti metti in isolamento fiduciario. Però sento i commenti, c'è gente che dice va a farmi il prelievo del sangue, no, sono a posto, basta, cioè, non è a posto niente. Cioè se avete il test serologico negativo, dopo un istante potete infettarvi al bar dove siete andati a prendere il caffè per festeggiare la vostra negatività. No, ma bisogna parlare chiaro ai cittadini. Seconda domanda, questa mattina il PD Lombardo accusa il Veneto di non aver accolto malati Covid dalla Lombardia in terapia intensiva. Cosa risponde? Guardate, io penso che non c'è motivo di far polemica, che l'opposizione la si fa con altre modalità. Noi abbiamo ospitato pazienti e li abbiamo cartografati e quindi abbiamo i nomi e cognomi che potevamo ospitare. Ovviamente c'era la Cross, fra l'altro, voglio ricordare, giustamente me lo ricorda l'assessore che è più preciso di me, c'era la Cross, quindi c'era un istituto nazionale che smistava i pazienti nelle diverse terapie intensive. Noi vogliamo ricordare che abbiamo avuto 1668 morti fino ad oggi, abbiamo avuto dei momenti nei quali le terapie intensive cominciavamo a contarle sulle dita di una mano, questa è la verità. Peraltro voglio anche aggiungere che oltre a questo i pazienti, non molti ma sono stati occupati rispetto alla disponibilità che avevamo, dall'altro voglio anche ricordare che sono arrivati anche pazienti autonomamente, ad esempio su Peschiera o su altre località, perché per contiguità era più semplice far qualche chilometro dal Bresciano e entrare nel territorio veneto piuttosto che andare in un altro ospedale. Ma mai abbiamo posto veti e posso dire è anche scandaloso che si tiri fuori una polemica del genere. Il collega Galvanca, proredattore dell'ANSA, chiede quale sia al momento l'R con 0 del Veneto in questa fase. 0,53 ho visto, una roba del genere, uno dei più buoni. Uno dei più buoni. La collega Pederiva del Gazzettino, 2 domande. Il commissario Arcuri dice che le mascherine mancano per colpa delle regioni che tengono in magazzino 55 milioni di pezzi, e così anche in Veneto? Ma in Veneto no, però guardate, io non ho nulla da dire
quello che abbiamo fatto col commissario Arcuri, noi siamo sempre riusciti a farlo bene, nel senso che non abbiamo, ci hanno mandato le mascherine e le abbiamo distribuite. Probabilmente si riferisce ad altre regioni, non ve lo so dire. E l'accordo... Prego? No, ma dice che... No. Tengono in magazzino, non so, noi abbiamo quei 24 milioni per gli ospedali. No, ma noi il commissario ce n'ha mandate di mascherine e le stiamo distribuendo. Le distribuiamo nel senso che sono le Montrasi. Le Montrasi, esatto. Quotidianamente le distribuiamo.